dobbiamo cercare di capire questo argomento di oggi quanto è importante anche per loro, anche per chi fa discipline di resistenza e soprattutto appunto la corsa. È un argomento, nonostante si trovino diversi lavori anche nella storia della nostra rivista dell'Atletica Studi, ci sono diversi lavori su questo argomento, ma ripeto è uno degli argomenti più trattati recentemente. Serve correre sempre a lungo, facendo variazioni, facendo ritmi diversi, però sempre correndo nella stessa identica maniera, magari a velocità diverse, senza fare altri lavori che compensano dal punto di vista della forza e della velocità. Si parlava di sistema neuromuscolare, è importante anche per chi fa una gara di 10 km o addirittura una mezza o addirittura una maratona. Questa è una domanda importantissima. Io ho gettato il sasso. Pierino Endrizzi non devo certo presentarlo io, comunque è lui che prova a rispondere a questa domanda dall'alto della sua esperienza. Buonasera a tutti. Con molta attenzione ho portato via tante informazioni da quello che ha detto oggi il professor Nicola Silvaggi. Io vorrei agganciarmi, si parla sempre di discipline acicliche, in prevalenza oggi si è parlato di lanciare, gettare e tirare. Io vorrei parlare anche di altre discipline sportive, tipo il ciclismo, tipo la corsa, delle discipline dove la componente forza ricopre un ruolo importantissimo nel mantenimento e nella correlazione con la prestazione. Ho guardato i test e i tempi di contatto alla pedana di bosco degli atleti e mi è venuto in mente, visto che siamo alla VIS, un test fatto su Giordano Benedetti poche settimane prima che si arruolasse in Fiamme Gialle. Era un atleta dell'Atletica Trento e abbiamo fatto il test di reattività alla pedana di bosco. I tempi di contatto erano incredibilmente bassi, la reattività altissima e l'indice di correlazione sulla velocità lanciata altrettanto alta. Solo un parametro muscolare, non metabolico, perché poi per arrivare ai 600 e sprintare gli ultimi 200 in un 800 bisogna avere un supporto metabolico. Bene, la settimana dopo l'atleta ha fatto la miglior prestazione italiana dell'anno della categoria con il record 1:47:40, che è ancora record regionale juniores. Questo per fare un piccolo esempio quanto l'indice di correlazione può essere importante anche nelle discipline di resistenza. Poi si parlava dei balzi e si parlava della velocità della corsa e il modo di correre. Correre prevalentemente usando il tricipite dell'Assure, cioè i piedi, o usando in una leggera componente eccentrica il quadricipite. Bene, in una corsa in ampiezza e in una corsa in frequenza su 100 metri, in un test di diversi atleti, fra il massimo nel numero dei passi e il minimo nel numero dei passi, cioè ampiezza, frequenza, il numero dei passi non va oltre i 3,8 perché non c'è educazione al movimento, cioè non si sa cos'è la corsa in ampiezza e non si sa cos'è la corsa in frequenza.
Poi torniamo a quello che il professor Carbonaro diceva, le lunghe distanze. Se io devo fare 40, questi sono degli input per poi creare un dibattito. Nelle lunghe distanze, se nella corsa utilizzo prevalentemente il... Buonasera professor Ghidini. Buonasera. Grande tecnico del mezzofondo mondiale, però italiano di Verona. Dicevo che nei 10.000, nella mezza maratona, nella maratona, devo mantenere delle frequenze altissime di movimento, e queste frequenze di movimento, se non ho un sostegno di forza, non le posso mantenere, perché sono strettamente collegate col sistema neuromuscolare. Negli anni 70, nella formulazione dell'allenamento, su tutti i test, voi noterete, se andate a spulciare le vecchie riviste di Atletica Studi, che nel periodo novembre, dicembre, gennaio figurava sempre negli sport di resistenza il lavoro neuromuscolare, esercitazioni neuromuscolari, che forse troppo presto sono scomparse. Le esercitazioni neuromuscolari di attivazione del sistema nervoso. Correre per 42 km a frequenze elevate, a ritmi codificati, perché bisogna correre a ritmi codificati per poter raggiungere dei risultati. Faccio un esempio: se corro la maratona 3 al chilometro, presumibilmente arrivo a correre in 2,7. Bene, se faccio un 1000, faccio eseguire un 1000 ad un ragazzo a 3 al chilometro, correndo in frequenza, e un 1000 a 3 al chilometro correndo in ampiezza, dopo aver effettuato il 1000 in frequenza, chiedendo la percezione dello sforzo, l'RPE, il ragazzo risponderà: sono distrutto, perché non c'è nei nostri giovani l'educazione al lavoro di eccitazione muscolare sul sistema nervoso. Questo è un punto da dibattere. L'altra cosa, a seconda del biotipo, se uno è un longitipo o un normotipo, le frequenze a 3 al chilometro regola dovrebbero aggirarsi dai 5,98 ai 6,05 nelle 10 falcate, 11 tocchi, 10 falcate. Questo per la corsa. Poi, siccome il convegno era rivolto anche a ciclisti, sci alpinisti, pensavo di fare un intervento sul ciclismo. Quando si parla di forza, quasi sempre nei programmi di allenamento si parla di poche ripetizioni con rapporti molto duri, con una pompa cardiaca che non deve superare il ritmo medio. Vuol dire che se uno ha una soglia a 170 non dovrebbe arrivare oltre i 150 di pulsazioni, con un RPM di 40-45 al minuto. Bene, questa non è forza, è resistenza alla forza. Questa non è potenza, perché applicare una forza con un numero di pedalate così basso non è collegato ad una ricerca della potenza. Se invece parto con un rapporto fisso da velocità zero e faccio una progressione violenta con un rapportone e parto e raggiungo la massima RPM nell'unità di tempo usando lo stesso rapporto, lì vado a ricercare la potenza. Allora, come oggi è stato chiarissimo, il professor Nicola Silvaggi
nella spiegazione, nella ricerca della potenza, e adesso il professor Convecchio nella pratica da campo, anche nella denominazione, nell'utilizzo dei mezzi, anche a livello alto, si fa una grande confusione. Si va molto spesso a confondere l'allenamento della forza, l'allenamento della potenza, e quando, come diceva nella presentazione Norbert, quando si fa un po' di tutto e lo si fa a casaccio, è molto facile fare grande confusione. Io avrei terminato. Bravo. Vabbè. Allora scusate dell'interruzione, abbiamo approfittato però per sentire delle cose interessantissime che Pierino sempre ci dà, per fortuna riesce a essere sempre aggiornato su tutti i temi, bravo Pierino, e abbiamo messo a posto un po' il congegno qua che funzionava, evidentemente era saltato qualcosa. E già che ci siamo, parto da questa immagine. Io ho preso a caso un po' di test che abbiamo fatto. Questo è un test relativo a pullover libero su panca. È un test non generale, è un test un po' speciale, cioè richiama un pochino l'esercizio che si fa nel lancio del giavellotto, perché praticamente è una distensione su panca. E no, per farvi vedere, non è quella che facciamo qua perché diventava complicata, questa facciamo un'esercitazione di panca. Il pullover invece, ecco, ma sì, ecco, sì, facciamo. Questo qua, e lo facciamo. Ecco, questo è l'esercizio del pullover che facciamo. Logicamente noi abbiamo fatto dei test su questi che parte da carico leggero andando fino al carico pesante, fin dove non riusciva con la caratteristica una RM, che non è proprio la forza massimale ma si avvicina al tutto. Otteniamo questi diagrammi. Questo è il confronto di vari test effettuati nei vari anni. Se controllate c'è una cosa da osservare: i primi anni aumentava, questo è quella curva della potenza che aveva fatto vedere prima, vabbè Nicola è più sì, beh. Ecco qui, vedete, questo è il massimo della potenza riferito a questo momento, qui, questo e questo. Se guardate, nei primi anni aumentava la potenza, infatti da qui a qui è aumentata anche notevolmente, però cosa è successo? Che non aumentava, vedete cosa? La velocità, queste sono le velocità metri al secondo. Allora è abbastanza relativo. All'inizio uno era contento perché diceva: ah bene, ho migliorato la potenza di un bel po' di watt, però come vedete la velocità è migliorata di poco, un po' alla volta, andando a esercitarci su quella forza esplosiva che prima parlava, con cui carica il 50-60%, abbiamo ottenuto di migliorare ugualmente la potenza, ma in particolar modo, vedete, di aumentare tantissimo la velocità di esecuzione, che è quello che ci interessa. Allora, noi adesso facciamo un test di panca simulato, che così vi facciamo vedere come andiamo a ricavare quei dati, così vi rendete un po' conto. Allora, non ho parti. Soprattutto si riesce a percepire il concetto di intensità dell'esercizio, vedendo adesso il test, perché è fondamentale, cioè come il soggetto si deve muovere per fare.
partiamo, abbiamo 30 kg e proviamo a fare un po' di prove su queste di panca. Al massimo della velocità. Boh, sì, ecco, queste sono, lui ha fatto 3 ripetizioni, vedete che man mano è andato crescendo. Di solito quando facciamo i test facciamo 3-4 ripetizioni, non tante, perché la potenza va crescendo un pochino, dopo si stabilizza e dopo scende, no? In tutti i modi abbiamo ricavato questo qua, di questi valori noi scegliamo logicamente il migliore, chiaro? Comunque qui si può vedere la velocità, la prima prova 1,20, poi 1,31, 1,39. È chiaro che si fa cercare la massima possibile, che sarà poi equivalente al valore massimo di potenza. Qui salvo, facciamo salviamo il primo e andiamo ad aumentare il carico. Facciamo 50. E mi dimenticavo di dirvi, ogni esecuzione cerca di fare al massimo della sua velocità, chiaro? Vai. 2, 6 e 3. Va bene. Anche qui abbiamo i valori, vedete, di solito sarà sicuramente migliore, spero proprio. Dunque di 30, 5, 50, 5, 71, 5, 86. Ecco qua. Vedete come la velocità da 39 è scesa a 1,01. È già scesa, aumentando il carico logicamente scende un po' la velocità. Questa velocità è quella che ho detto che è la VM, velocità esatto. massima per quel carico. Per quel carico. Aumentiamo ancora un po'. 70. Ma che aiuto io tirando giù. Sì. No, è perché è scomodo questo risposto alla provare. Di 2? Sì, te lo do io. Uno, su, deciso, 2, su, e 1, 3. La relazione forza-velocità. Questa c'è una cosa da dire, che sono solo 3 prove, però se guardate sono abbastanza allineate. Non è detto che delle volte magari il carico, questo può essere più alto o più basso, no? Perciò la correlazione fra le prove c'è abbastanza. È allineato perché lui ha espresso la massima velocità ad ogni carico. Quando raggiunge la massima velocità ad ogni carico, quelle prove sono perfettamente allineate. Di solito succede una cosa strana: quello fuori da quella retta è sempre quello col carico più basso, perché a carichi bassi molti atleti non sono abituati e non riescono ad esprimere la massima velocità che dovrebbero esprimere. La esprimono, ma più a carichi elevati, perché sono abituati a lavorare prevalentemente con carichi alti e che fanno fatica poi a spostare i carichi più leggeri.
È da lì che si deve partire, dal punto base. Proviamo a farne un altro nuovo. No. Abbiamo questo? Andiamo sul report. Andiamo adesso a vedere questo test fatto. È già finito il test, 3 prove sono sufficienti per capire tutti i dati. Grafico. Ecco qua. Il grafico che abbiamo fatto. Andiamo subito. I tuoi test come sono, certo. E questo dà, sono solo 3 dati, però vedete che il dato che dà è di 97. Penso che attualmente non sia tanto distante da quello che effettivamente lui fa, perché di solito mi sembra il suo record, cos'è che è? 110 proprio quando era in forma, però presumo che assolutamente adesso non lo passi, che 97 è abbastanza reale, no? Come, ecco, qui vedete ci sono tutti i valori della tenuta. Ecco, questa è la potenza. Questo è il massimo caro, massima potenza, vedete che ce l'abbiamo con un carico di 45,7, perciò 45 kg. Allora, se io vado a fare delle esercitazioni per fare aumentare la forza esplosiva, vado a cercare quel 45 di carico. Capite? Non vado sicuramente ad andare a prendere carichi maggiori, perché vuol dire che io sto utilizzando quello. Se voglio fare, proviamo a fare quello del massimo endurance, vedere. Allora, 40 abbiamo detto, 45. Quant'era la potenza di? Vedete, qui me lo dà esattamente. No, era 46 e 27, 46 e 27, ecco, con 600 watt, esatto. Allora adesso metti su 45 kg, vi faccio vedere quello che faccio. Normalmente anche questo con le tuffatrici lo faccio spesso, proprio per non andare a incidere, come diceva il professore prima, sui carichi elevati, perché loro hanno bisogno di esprimere molta potenza, però di non aumentare il peso corporeo, perché è importante. Sicché andiamo al 90. Watt. Ecco qua. Vedete, adesso io ho impostato questo tipo di lavoro. Il carico è quello che ho ricavato dal test di prima. Tenete presente che noi qui per velocità abbiamo fatto 3 prove, in realtà uno parte a carico leggero, va fin a quella RM dove riesce ad andare su a malapena, chiaro? Allora è un po' più reale di quello che facciamo. Adesso invece abbiamo già scelto, ci ha detto che con 45 kg esprime il massimo della sua potenza. Adesso per allenarlo logicamente non andiamo a fare il 100%, andiamo a prendere il 90%. Io dirò la verità, vicino alle gare prendo anche il 95% di quel che faccio, no? del valore. Però adesso proviamo. Posso un attimino? No, ci mancherebbe. Lui ha espresso 600 watt prima. È chiaro che il massimo è la potenza massima che deriva da quella
forza massima e velocità massima, il prodotto mi dà 600 watt. Quante ripetizioni può fare con 600 watt? È il suo massimo 1. Quando gliene facciamo fare? Deve essere, poi vediamo, si mette un range 600 meno il 10%, il 10% è 540. Adesso noi abbiamo un punto di riferimento, vai. Adesso proviamo a farli. Di solito io vado a fare 3-4 ripetizioni e assodato, mi sembra che con Nicola l'ha fatto più, perché quello che ho imparato, tutte le regole che ho imparato dal professor Nicola, la maggior parte delle cose. Comunque in tutti i modi, dopo 6 ripetizioni, normalmente al massimo ne faccio 6 e dopo vado a calare. Sicché per forza di cose più non ne faccio. In questo caso mi bastano solo 3-4 ripetizioni. Vediamo se lui riesce in queste 3-4 ripetizioni a rimanere dentro quel target lì. Vai. Dai, sotto. Ecco. Dai, 3, ancora una. Ok. Ecco, vedete? La prima decisamente non è riuscito ad arrivare a quel 90%, le altre man mano, vedete, sono andate un po' crescente, perciò questo è un test abbastanza discreto, è un lavoro fatto, è quello che facciamo spesso questo qua. Perciò quei test che noi facevamo prima ci servono per individuare dove andare a lavorare e come lavorare, perché sicuramente quando io faccio questo lavoro vado a lavorare sia sulla foto ma soprattutto sulla velocità di esecuzione. Capite? Tutto qua. Sì. Allora, certo. facciamo questo, un discorso fisiologico. Questi valori da che cosa vengono dati, questi valori di potenza? Prevalentemente abbiamo chiesto la massima velocità. Quando noi ci esprimiamo alla massima velocità, che facciamo? Reclutiamo che cose? Unità motorie bianche, quelle basiche, va bene? Quello che ci servono per la velocità. Se noi andiamo avanti col lavoro, con questo carico, Norbert ne può fare 40 di ripetizioni. Lui se va avanti, adesso è cresciuto, poi comincia a diminuire. Quando si scende sotto a quel 90%, quella linea, i valori di potenza si abbassano. Perché si abbassano? Perché le fibre bianche le abbiamo stressate tutte. Per cui è un indice che mi dice le fibre bianche non sono più in grado di esprimere quella potenza, perché quelle potenze così alte ce le fa fare solo le fibre bianche. Questa è fisiologia. Quando i valori scendono sotto a quel 90% non sono più le fibre bianche, vado avanti con le fibre rosse e vado avanti quando voglio a quel punto. Serve? Per lui no, di sicuro. Quindi per lui e anche per tanti altri. Visto che è un lavoro, Sergio, è un riscontro fisiologico questo qui. questo è un allenamento, quindi immagino fate delle serie. Sì. Ok, quindi le ripetizioni sono in base al 90%. Io di solito questo faccio dalle 3 alle 4 serie di 4 ripetizioni, non di più. Sì, ma soprattutto il recupero? E recupero abbastanza 3-4 minuti fra una e l'altra, da recuperare un po', insomma, perché è abbastanza intenso a livello neuromuscolare. Chi non ha lo strumento, l'importante è che abbia un concetto. Quel carico lo deve spostare velocemente. Bastano 6, 5, 6, 8 ripetizioni e si rimane sopra a questa linea rossa. Se si va oltre si comincia a scendere, non serve più. Chiaro? Questo era per far vedere effettivamente cosa succede. Lo vediamo attraverso dei dati di potenza, ma fisiologicamente succede questo. Perché i valori alti ce li danno solo fibre bianche. Lì abbiamo stimolato sicuramente fibre bianche. Se rimane al di sotto di quella linea rossa, lui va avanti quanto vuole. Che lavorano le fibre rosse. E con questo test vi dico, c'è anche una cosa da fare. Regolarmente trovo una correlazione tra il massimo della potenza sviluppata, perché logicamente facciamo più di una, abbiamo detto 3-4 serie, logicamente non sono tutti uguali. Ricaverò, non so, qui aveva fatto, cos'è il massimo là di potenza?
cos'era? 666 quello del diavolo. Io prendo il massimo valore e me lo segno da una parte, con quella data lo tengo sul computer e vedo, faccio un altro test più avanti. Se mi migliora ancora vuol dire che sta bene. Io vi dirò una cosa, faccio questo test non tanto di panca, qui l'abbiamo fatto per comodità, perché purtroppo altri esercizi sul palco non si possono fare, diventa un po' complicato. Questo è un esercizio di panca, non è assolutamente correlato col lancio del giavellotto e neanche con tanti altri, però uno che è correlato è lo squat jump da fermo, concentrico. Io vi assicuro, e vorrei farvi vedere le tabelle dei report che ho fatto, quando uno ha il massimo della potenza in un esercizio che tenete presente è generale, non è specifico ma la correlazione c'è per lui e anche per le tuffatrici. È un'arma a doppio taglio, perché uno sa di star bene e pensa che automaticamente la gara vada bene. Abbiamo detto è un esercizio di forza generale, esplosività, non ha correlazione col gesto, perciò non è detto. Però io vedo che a un certo livello, quando c'è un'affinità nella tecnica, sicuramente se va bene lì, va bene anche nelle gare. Io vi dico, ho fatto il test prima di farle partire, adesso sono gareggiato ieri in Canada, le lavoratrici infatti sono arrivate seconde di poco dietro le cinesi, che sono le migliori. Hanno battuto tutte le altre, le canadesi e così, che giocavano in casa, sicché stavano bene, lo sapevano di star bene. E perciò vedete che quasi sempre, questo è successo a Londra, anche se sono arrivate quarte, però il loro test era sempre uno dei migliori. Quando, come la Francesca tempo fa, non mi aveva fatto dei test buoni, che io volevo anche tenerli nascosti, che l'abbiamo fatti al campo, per non fargli vedere la potenza che sviluppava, però lei si è accorta un po', è stato un po' negativo. Infatti aveva anche dei problemi, non riusciva a esprimere velocemente, arrivare a quello che diceva il professor Selvaggi prima, a un picco di velocità elevato in tempi brevi. Aveva un po' di problemi alla schiena, evidentemente c'era una difesa naturale, non riusciva a esprimersi. Però generalmente va bene. Quando Norred aveva fatto il suo record lì a Braunschweig, la settimana prima aveva fatto il suo record di squat jump concentrico da fermo. Perciò voglio dire tantissimi. L'altra volta al Golden Gala uguale. Sicché, attenzione, ha detto una cosa, ha fatto il suo record di squat jump, quindi ha fatto il suo record di forza esplosiva, non ha detto che ha sollevato il massimo carico, perché su questo non abbiamo correlazione con le velocità che deve sviluppare lui, non ci sono correlazioni. No, la correlazione è sempre sui watt, allora, tot watt di record vuol dire che sto bene, ecco, perciò e lo squat jump? Ah, sì, va bene. Aspetta che lo facciamo con carico. Nicola, si può intervenire? Ma no, ma dovete fare domande, perché apriamo anche dal dibattito. No, c'era Roberto. No, niente, volevo chiedere due cose. Allora, una sul test che aveva fatto Greco col mezzo squat, no? Sì. E una su quale che abbiamo visto adesso sulla panca. Ho notato che sul mezzo squat Greco variava i centimetri di range di movimento del mezzo squat di anche 6 centimetri. E volevo capire se questa differenza poteva influire nella velocità di spostamento del carico. Come in questo caso ho visto anche che a variare il carico variava il rimbalzo sul petto dell'atleta, se anche questo poteva influire sui spostamenti del carico. Allora, non variava, possiamo rimetterli, possiamo vedere i dati. Non sono i centimetri lì, abbiamo due fasi, la fase centrica e la fase concentrica. Quello che non deve variare è la fase centrica, per far eseguire un test corretto. Cioè io parto da qui, arrivo qui e lo devo fare. Lo stesso angolo lo devo avere con il carico più basso e con il carico massimo, se voglio fare un test corretto. Spesso succede una cosa, che gli atleti all'aumentare del carico scendono meno,
ma allora non so, passo da un mezzo squat a un quarto di squat del test, quindi è questo il problema. La risalita, lui cerca di esprimere il massimo della potenza che può, a volte va anche un pochino più in alto, quindi la differenza, se la troviamo nella fase concentrica, non influenza assolutamente quel valore di potenza. Se invece scende meno, allora ci sono dei valori sballati. Quindi quello che bisogna tenere sotto controllo è la fase di discesa. I centimetri che erano segnati cos'erano? Erano segnati e eccoli qua, li vediamo subito se vogliamo. Cambio un attimo. Questo è eccoli qua. Questi sono i centimetri della fase concentrica, cioè la risalita. E qui 30, 34, 26, 31. Questi sono i centimetri di discesa, 30, 33, qui ha fatto 26, 30, 29. Ecco, in questo caso c'è una grossa disparità. Questo è un dato che è fuori, è sceso molto bene, perché ecco, la discesa deve stare fino ai 5 cm ci sta, e dopo comincia a diventare un altro esercizio. Sarebbe da scattare. Sarebbe da scattare, sì, questo è quello da scattare. Questi è una conseguenza poi della risalita, ma lì non hanno nessuna influenza. Ma sono parecchio anche quelli concentrici, perché passa da 17 a 33 a 1. Sì, qui è sceso 30, 33, qui è sceso un po' di più, 26, 30, 29, diciamo che se scende un po' di più è quasi svantaggiato, mentre qui invece viene ad ottenere un valore di potenza che non è quello reale del mezzo squat. È chiaro, quindi va tenuto sotto controllo quella parte lì, va tenuto sotto controllo per vedere se il test è fatto in modo corretto. Difatti, a volte lo strumento ci fa la proiezione dell'ARM, come ha visto Sergio ha detto, a Norbert in questo momento gli dava 97 kg, lui in questo momento è in grado di fare sui 100 kg. Lì non sbaglia mai, la RM è molto precisa. Perché non sbaglia mai? Perché tengo un parametro fisso, la panca è questa, parto da qui, arrivo qui e torno lì. Facciamo il ribalto qua, Sì, ma non va più, non scende oltre quello. No, il ribalto dice carica la velocità. Sì, può influenzare la velocità, quindi questa è l'unica variante che ci può essere. Quella che la velocità è quella che abbiamo parlato oggi. Certo, ma cerca di sviluppare la massima che può in questo caso. Possiamo anche evitare, basta toccare e ripartire. Mentre nelle altre esercitazioni è l'atleta che può variare questo parametro, perché quando aumenta il carico tende a scendere meno nel mezzo squat. E per quel che dicevo, che se noi facciamo quello squat jump concentrico, quello al castello, perché logicamente si fa il castello, non si fa sicuramente con il bilanciere libero perché è pericoloso per la colonna vertebrale. Se io lo faccio al castello c'è già il fermo, io so già l'angolo di 90 gradi delle gambe, parto sempre esattamente dalla stessa posizione e salgo, e lì l'errore è di neanche pochi millimetri, non ci possono essere errori. Qui può essere influenzato un pochino dal rimbalzo sul torace, ma è poco inefficiente perché tanto la velocità comunque si sviluppa ugualmente. È quella iniziale che può essere influenzata, sicuramente non quella totale. La curva di potenza poi men che meno, perché lo strumento fa la media di tutti i valori e perciò sicuramente scartando con gli altri è ininfluente insomma il valore, quello scarto del rimbalzo, perché fa tutta la media dei valori. Quello che ci dà è la risultante di tutti. Noi abbiamo fatto solo 3 prove, però lo strumento dentro prende dal carico più leggero al carico più pesante, chilo per chilo, no? Fa la media matematica ed è la risultante della quella. Questo è un test di un altro atleta che fa lo squat. Ecco, la fase di discesa varia da 67,5 e il 63,1. Questo a carichi di 70, 100, 130, 160, 180.
vedete che rimane lì nell'arco di 4 centimetri di differenza. Ecco, questo è quello che bisogna tenere. Poi la differenza nello spostamento può variare, ma qui varia da 71 a 82. Ma questa è la fase concentrica. Adesso ti facciamo quella da 70 lì, così non è questa. Come fa? Ma saltava quando faceva col mezzo a scuola? Come? Saltava quando faceva il mezzo a scuola? No, qui non abbiamo chiesto di saltare, ma di esprimere... Ma perché se è sceso di meno dei 63 e è salito ai 74, vuol dire che 11 cm se li ha fregati dove? Allora attenzione, che quando salto il valore di potenza non è che aumenta. No, ma dico, Il non valore fa scendere i 63 di potenza media, il valore di potenza media mi calcola anche quella potenza che sta scendendo durante la fase di volo. Quindi non è un vantaggio prendendo il valore di potenza facendo il salto. No, ma ho capito questo, però volevo capire come Questa mai. è la differenza, se tu ti metti qui, tu parti che hai i piedi talloni giù, quando tu arrivi vai sulle punte, la differenza dei centimetri, Sono lì. chiaramente saltando. Anche se non decido di non farlo saltare, però la prenda fa questo e quindi c'è un maggior... e ogni volta noi lo facciamo ripartire da questa posizione, che è sempre quella di partenza, per vedere esattamente dove scende. Altrimenti il test viene falsato, è chiaro. Vai. Devi mettere concentrico. Carico, una più intensa, ancora di più. Vai. Oh, ecco, buono. Ecco qua. Sì, esatto, su quello. Niente di lavoro. No, no, le teniamo questi qua. No, bene, no. Allora, lui ha fatto 4 prove, vedete? Ecco, no, tu fai tu, spiega tu quello che è riferito al... La distanza vedete che varia pochissimo, però dal 57 è andata a 68 perché sull'ultimo, per incrementare un pochino la velocità, ha inserito anche il lavoro dei piedi, chiaro? Sì.
movimento concentrico, dove il muscolo non ha prestiramenti, non c'è nessun prestiramento, e avete visto l'ultima colonna con un valore di potenza più alto. Chi è che ha determinato quel valore così alto di potenza? Sì, ma d'accordo, ma la velocità da che cosa è stata scaturita in questo caso? Perfetto anche questo, ma quindi un maggior numero di unità motorie. Ma chi ha determinato un maggior numero di unità motorie? Lo stimolo che è partito dal mio cervello. Perché? Ed è solo quello che è partito dal mio cervello che ha influenzato quel parametro, non dovuto al riutilizzo di energia elastica. Poi facciamo vedere il movimento eccentrico o concentrico. Bene, il lavoro concentrico, che si discosta molto dai nostri gesti tecnici, perché tutti i gesti tecnici sono fatti di stiramento e accorciamento. Non abbiamo gesti, perlomeno in atletica, poi ci sono, ad esempio nel ciclismo esiste solo il movimento concentrico sulla pedalata, che l'atleta quando spinge contrae, è la stessa cosa che salire. Lui si è alzato dalla panca, ma quello che fa il ciclista è il quadricipite lavora allo stesso modo, perché salire, alzarsi dalla panca, il punto fisso era il ginocchio, la contrazione mi fa salire il bacino. Se io sono seduto sulla sella della bicicletta, la contrazione del quadricipite, il punto fisso è il bacino e il punto mobile diventa il ginocchio, quindi il quadricipite lavora lo stesso. Vedete, è un lavoro concentrico. Allora, voi vedete un grafico qui, questa è l'attività elettrica, l'abbiamo rilevato con l'elettromiografia perché lo strumento ci permette di misurare anche l'attività elettrica. Bene, le due più scure, il blu e il grigio, è il vasto laterale destro e il vasto mediale destro in eccentrico concentrico, cioè questo che adesso vediamo, mentre il vasto mediale destro e il vasto laterale destro in fase solo concentrico, cioè quello che ha fatto adesso Norbert. Bene, guardate l'attività elettrica del vasto mediale o del vasto laterale. Sempre, il colore è sempre quello concentrico, giallo e marrone, e grigio e blu è quello in eccentrico concentrico. L'attività elettrica è maggiore. Per cui il lavoro concentrico, che apparentemente è lontano dal gesto tecnico, se fatto in determinati momenti e non in grande quantità, Sergio, non credo che lo prolunghi per tanto tempo questo lavoro, poche sedute. No, perché se lo faccio per tanto tempo ottengo che vado migliorando fino a un certo punto e dopo crollo. Il crollo. E per recuperare dopo ho bisogno addirittura di mesi. Perché è un lavoro che va fatto prima delle grandi competizioni, però io direi lo daranno al massimo 5 settimane, 6 al massimo, di più non riesco a tenerlo. Proprio perché il sistema neuromuscolare che va... Perché va a stimolare molto il sistema nervoso, cioè lui se con uno strumento che dà un biofeedback, come in questo caso, cerca di fare valori di potenza più alti, è perché riesce a far partire volontariamente dal suo cervello stimoli nervosi sempre più intensi. Questo è importante per stimolare molto il sistema nervoso. Però, come ha detto Sergio, ed è verissimo questo, se prolungo questo lavoro c'è uno stress micidiale poi, il sistema nervoso crolla, ma fatto in poche quantità dà un effetto molto positivo, e questo credo che Norbert lo può dire perché sicuramente si sente... L'ha sperimentato. Abbiamo sperimentato parecchio, quindi non tante quantità, ma ecco, questo lavoro fatto in quel modo, come avete visto, è per stimolare in maniera massiva il sistema nervoso. Però è chiaro che devo avere qualcosa che mi dice che sto andando al massimo, come adesso ho fatto vedere, perché c'era una netta differenza. Mentre quando faccio l'eccentrico concentrico un maggior valore di potenza non lo so se è dovuto a quello che ho mandato dal mio cervello, perché comunque c'è sempre questa fase, perché durante la risalita un impulso nervoso arriva sempre dal mio cervello, però quello si somma a che cosa? A tutte quelle componenti riflesse o di accumulo di energia elastica durante la fase eccentrica. Quindi io non so se quel valore di potenza in più è dovuto più alla fase negativa o a quella positiva.
Qui siamo certi che se aumenta il valore di potenza è perché dal mio cervello è partito uno stimolo più alto. Sto stimolando al massimo il sistema nervoso. Quindi è utile proprio per questo. Quindi questo è un fenomeno registrato, è evidente che non succede. L'attività elettrica è molto più alta nella fase solo concentrica. Ma ripeto, non bisogna abusare di questo lavoro. Sì, dall'esperienza personale, se posso certo. Quando abbiamo iniziato a utilizzare questa strumentazione, che credo che era proprio il 2006, ecco, l'abbiamo usata parecchio quell'anno, ho avuto un incremento veramente notevole nelle performance, anche proprio mediche. Però dopo ho avuto un anno successivo in cui proprio ho avuto un crollo proprio a livello nervoso, che non riuscivo più a esprimere quei risultati, e da lì infatti ci siamo resi conto che pian piano Forse è meglio. Ma soprattutto questo tipo di lavoro ha dato dei frutti enormi e poi dopo c'è il crollo. esatto. Quindi è la giusta miscela di carichi di lavoro, e anche questi si chiamano regimi di contrazione. Adesso andiamo a vedere un eccentrico concentrico. Questa metodologia carichi molto leggeri, come la utilizza con pesisti di scomodi? La utilizza sempre 5-6 settimane di lavoro? No, la domanda Sì. Le componenti di alta velocità ci sono sempre, e ho detto che ci devono essere con gli esercizi generali e ci devono essere con le esercitazioni di preparazione fisico speciale, perché sono quelle le vere esercitazioni che ci portano verso il picco di velocità del gesto tecnico. Ecco perché mi sono voluto soffermare su quei due aspetti che ho messi lì, perché sono proprio le esercitazioni fisico speciale, ma questo ogni settore, ogni disciplina dovrebbe ricavarsi le esercitazioni di preparazione fisico speciale, perché è lì che vado verso il gesto tecnico. Però non devo trascurare anche delle esercitazioni di carattere generale, come queste che ha fatto vedere Norbert adesso, e che sono di carattere generale, ma va a cercare comunque la massima velocità. Sì, no, ok. Nel senso che anche se utilizzo un carico pesante, gli chiedo sempre la massima velocità, certo, al mio atleta. Lui ha fatto delle esercitazioni al 30%, 45% adesso del suo carico massimo, circa. Abbiamo detto 3-4 serie per 6 ripetizioni al massimo. Questo, sì, circa, grande linea. Questo tipo la mia domanda è, questo tipo di lavoro lei lo utilizza anche per dei sollevatori di peso, cioè, scusi, per dei pesisti, per dei martellisti, con queste quantità? No, ho capito. Allora, e qui ritorniamo al discorso del modello prestativo. Ho detto, scegliamo un esercizio, lui sceglie il pullover, io scelgo l'esercizio di panca per il pesista, lui è il giavellottista. La velocità del record del mondo o di un lanciatore di peso non supera i 15 metri al secondo, mentre lui raggiunge col suo record 80 metri, sarà 27-28 metri al secondo. Quando lui fa l'esercizio di pullover che ha fatto vedere prima, lui sicuramente adopererà carichi intorno al 30% del suo massimale, perché la componente di velocità deve essere elevata e io solo su carichi bassi. Mentre per un lanciatore di peso abbiamo visto che le percentuali possono stare intorno al 50%, se non addirittura anche il 50-55%, perché tendo più verso quella parte della forza massima che non verso la velocità pura. Cioè, il gesto tecnico non mi richiede 29 metri al secondo, me ne richiede 15, per cui l'applicazione di forza e i tempi di applicazione sono più lunghi. Quindi è qui che bisogna gestire bene l'allenamento, è sul modello di prestazione. Devo partire da lì e risalire poi piano piano a tutto il resto. E oltretutto quel carico mi viene dato dal test che faccio. Logicamente quello è abbastanza reale, perché vedo esattamente dove ho il picco di potenza. Quello è fuori discussione. Lui non è detto che debba lavorare solo su quel picco di potenza, può lavorare anche con un carico più basso. Però deve venire. Questo è prima dei due estremi, quello meno e quello. E adesso, già che ci siamo, facciamo quello di prima, era concentrico, cerchiamo di capirci un po' cosa vuol dire concentrico
ed eccentrico concentrico. Concentrico abbiamo detto è quando parto da posizione ferma e salgo, l'eccentrico è quando una fase invece mi abbasso, poi fermo e risalgo. Chiaro? Eccentrico concentrico, che adesso lo fa vedere. Vabbè, facciamolo vedere così, poi lo facciamo vedere in un altro modo. Sì, lo vedo. Ah no, aspetta, ah, beh, sì. Non per riposo. Di cosa? Eccolo qua. Oggi è il giorno di riposo. Parti. 2, 6, 3. Adesso aumenta l'intensità poi, dai. Ancora uno. Ok, basta. Allora, 700, 851. Prima era 699, quello che era stato. Prima 699, adesso 851. E la stessa cosa se faccio il test di Bosco, in cui faccio squat jump, partendo da qui, salgo 4 cm, se faccio il contromovimento salto di più, perché c'è tutto un riutilizzo di energia elastica. E la stessa cosa succede qui. Il valore di potenza aumenta perché c'è una componente di prestiramento, di flessi da stiramento, tutto un discorso, e quindi questi valori salgono. E lì io non so se quel valore è dettato più dalle componenti elastiche o riflesse che non dalla mia volontà. Ecco perché conviene in qualche modo ogni tanto stimolare il sistema nervoso solo con la pressione puramente concentrica, perché sono certo di stimolare molto il mio sistema nervoso. Qui ci può essere molto la componente riflessa, che ci deve essere, la dobbiamo allenare questa qui, perché poi il gesto è fatto di questo, è fatto, ma è solo una diversificare, quindi variare il lavoro in questo modo. Cosa possiamo fare? Ah, bravo. Cosa gli facciamo fare? Questo qua vale? Cosa facciamo? Facciamo panca oppure lo squacciamo? Gambe? O quello concentrico magari? E facciamo il concentrico. Carico. Una prova concentrica. Allora, dopo il mio via ne fai. Adesso fermo di Ah sì, così facciamo quello. eccetera. Questo è un movimento concentrico. Adesso lui eseguirà invece l'eccentrico concentrico. Vai. Quello che vedete lì sul grafico è la velocità di spostamento del carico, del bilanciere. Vai. Perfetto. Ok, basta. E questa firma, no, volevo starci in alto, secondo.
vediamo esattamente quello che è successo al movimento. Questo è un movimento solo concentrico, vedete? Questa è la prima prova, la seconda e la terza. Questo è lo spostamento del bilanciere, questa è la potenza, questa è la forza. Vedete, la velocità da 0 sale e poi chiaramente cosa ha fatto lui? È sceso di nuovo, per smettersi a sedere, e qui è ripartito dalla seconda e ha fatto il movimento. Vedete, la velocità è concentrica, cioè ha fatto il movimento. Ecco qua, qui vediamo il singolo movimento. Qui siamo in grado di misurare da dove parte, dove è arrivato, nel punto più alto, dove la velocità chiaramente è 0, vedete? La massima forza ce l'ha qui. Ma se andiamo a vedere dove si applica la massima forza, vedete, nella prima parte di spostamento. Quello che avevo chiamato è la pendenza di questa curva. Più questo picco lo raggiungiamo prima e meglio è nel movimento. Quindi di solito questi valori di potenza vengono dettati da quanta forza è stata sviluppata in questo momento, al momento in cui parte, al momento in cui raggiunge il picco di forza. È una questione solo di stimolo nervoso, solo nervoso. E questo invece è quello eccentrico-concentrico. Ecco qui, lo possiamo vedere da che cosa. Qui ha fatto 3 prove, 1, 2, 3. Adesso prendiamo la prima, iniziamo solo la prima. Ecco, cosa c'è qui? C'è una fase negativa. Mettiamoci marker. Questa. Lui è partito da qui e qui è 0 perché è il punto più basso. Vedete, questa è una fase di 10 cm di discesa, questi sono 10 cm di salita. Vedete che la forza la otteniamo sempre lì, al momento dell'inversione, il picco di forza. È tutto lì. Tutto quello che facciamo in quell'istante, quando invertiamo il movimento, è tutto concentrato lì. E dov'è che raggiungiamo questi picchi più alti di forza? Nei balzi. Quanto cadiamo, l'ultima slide che vi ho fatto vedere erano proprio queste, le cadute eccentriche con l'arrivo, lì si hanno i massimi sviluppi di forza. La velocità è 0, qui aumenta, eccolo qua il picco, e torna a 0. Quando è che raggiunge il picco? Metti il marker col tasto destro, e il tasto sinistro è l'altro marker, rimettilo all'inizio del movimento. Qui? Sì, va bene, sì. Ecco qui. Dal momento in cui inizia la fase di risalita fino al raggiungimento del picco. Vedete che non è ancora completato, perché qui ritorna alla posizione di partenza. Lui prima l'ha raggiunto questo. Ma ancora peggio, il picco si raggiunge, se lui fa un jump, si raggiunge prima dello stacco. Il picco di velocità. Si riescono a vedere anche le asimmetrie e le dominanze? Lato destro, perché prima parlavi di ciclismo. Con il potenziometro devo fare una valutazione su un arco e sull'altro, questo è possibile. E le dominanze danno dei dati? Qui si entra nel dettaglio, qui si va ad analizzare quello che succede veramente. Però ecco, questo picco è fondamentale. Io lo ritengo quello che determina tutto, perché è lì che si ottiene. È tutto il valore qui. Dove io inverto il movimento. Se sono lento ad invertire il movimento è finito tutto nei gesti esplosivi. Sì, noi abbiamo provato a fare un po' jump concentrico al castello con gli arti sia destro che sinistro. Effettivamente si vede, però non è che si veda una differenza enorme, ecco, insomma, anche perché evidentemente è guidato, no? Perché essendo il castello fisso, perciò la porta, se non c'è troppa disparità fra gli alti, effettivamente i valori riportati discostavano non di tanto, sia col destro che col sinistro. Logico, dopo c'è anche una componente di lavoro un po' in disequilibrio, no? Perché centrarsi sulla gamba non è tanto semplice. No, perché facendo un paragone con il ciclismo,
Se noi facciamo un esercizio eccentrico-concentrico al bilanciere, non riusciamo a vedere l'intervento del bicipite femorale. Nella bici, da sotto, nella posizione 0, salendo dietro, ho una fase eccentrica di richiamo. Lavorare anche con l'altra gamba. Sì, perché se la pedalata è rotonda e lì è eccentrico-concentrico. Beh, non si può definire eccentrico-concentrico perché per definirlo eccentrico-concentrico devo avere un movimento. Dovrebbe esserci un pedale solo, no? Per avere quello, perché no, allora, non è che... No. Io sfrutto questo fenomeno qui, se qui è molto veloce, ma se io faccio questo, ma il passaggio da questa fase a questa è talmente lungo che diventa un movimento concentrico e dall'altra parte diventa un movimento concentrico perché sta lavorando. È tutto concentrico. Sono due movimenti concentrici. Se lui lavora per tirare verso l'alto il pedale, lavora con il ciclo femorale, ma anche lì sta lavorando in concentrico, non sta lavorando in eccentrico nel ciclismo. Non c'è una fase eccentrico-concentrica nel ciclismo. Perché inverte, tra l'altro inverte anche l'atto. Ha fatto un movimento concentrico con uno, sta facendo il movimento concentrico anche addirittura con l'altro per tirare. E quindi è sempre tutto concentrico, che anche se tira, perché cambia atto. Sia nella posizione in piedi Lui che nella qui ha posizione sfrutta il movimento di prestiramento, perché scende e inverte immediatamente. Ma se lui scende, si ferma un attimo e poi risale, ha fatto un movimento eccentrico ed uno concentrico, perché se si è fermato ha isolato e riparte in concentrico, perde qualsiasi concetto di elasticità e di riflessi da stiramento. Perché la contrazione eccentrica determina un incremento del CPK. In molti corridori di bici che pedalano molto bene, il CPK è elevatissimo dopo uno sforzo protratto. Ma non è detto che sia solo dovuto al lavoro eccentrico, Con il lavoro eccentrico se ne produce un po' di più, ma io distruggo la fibra muscolare. Anche attraverso il lavoro concentrico? Come no? Perché no? È meno di quello che succede nell'eccentrico, ma c'è sempre. La durata è talmente elevata che non la possiamo paragonare a 5 serie da serie, a 30 ripetizioni che facciamo nello squat. È talmente lunga che alla fine il CPK è alto, perché comunque anche con il lavoro concentrico si rompono le fibre. Pensavo che fosse... È una caratteristica del lavoro eccentrico, sicuro. Questo è garantito, però la durata mi porta anche col lavoro concentrico a distruggere le fibre. Se alto il CPK significa che anche il concentrico ha prodotto rotture di fibre. Certo, sì. Allora finirà magari anche ora l'intervento di Sergio e Nicola, ma se abbiamo qualche domanda la facciamo anche col microfono, così sentiamo tutti. Se vogliamo fare domande a Nicola, se vogliamo fare domande a Sergio, ma anche a Pierino, perché sono i 3 interventi di questa giornata. Se qualcuno ha da fare domande, vai Cristian. Scusate, volevo chiedere se nei test monocolari i partner corrispondono ai partner no, non sono direttamente proporzionali. Se sentite la domanda, scusate. No, scusate. Perché il carico non è che se io raggiungo la massima potenza con diciamo con 80 kg con le 2 gambe, non è che faccio un valico con 40, non è la metà, è molto inferiore. Addirittura, non so se li ho, ma di sicuro sarà un 40%, neanche 35% del carico rispetto a quello totale delle 2 gambe. Anche perché c'è proprio un fattore di centratura. Sì.
Sì, ecco, potrei esattamente come dice lui, per farlo correttamente dovrei fare il valore dell'ARM con l'esercizio fatto come abbiamo fatto prima con la panca, ricavare il valore che mi dà della massima potenza dal carico effettivo su quella gamba. Però teniamo presente proprio che non posso fare correlazione, non so, 100 kg di gambe lo faccio con 50 kg, perché proprio non corrisponde assolutamente. C'è ancora qualcuno? Ma senza strumentazione, come facciamo a capire a fan? Ma diceva giustamente che l'occhio non inganna. Io mi ricordo quando allenavo ancora la giavelottista prima del Norbert che non avevamo ancora il Master Lab a disposizione e io facevo i carichi col cronometro, li facevo le corsate veloci col cronometro in mano, tanto per dire, era un metodo che utilizzavo, perciò io sapevo tot tempo, tot 5 ripetizioni, 5 comunque l'occhio, come? Quel mezzo scuola concentrico è possibile calcolare? Quello no, allora, comunque quello che ha fatto Norbert, no? Nel 79, quando veniva fatto il record del mondo, Vittori, questi concetti li applicava tranquillamente. E allora non è che non c'erano proprio gli strumenti circo, non c'era computer, non c'era niente. Bene, qual è un riferimento di... Oggi avete visto una linea rossa che era il 90% del mio valore massimo di potenza. Vittorio aveva una linea rossa, aveva fatto 2 tacchi al castello, uno dove arrivava massimalmente con un salto ed era il 100%, un'altra inferiore, e quando ogni volta, quando saltava, quando cominciava a scendere al di sotto di quella seconda linea, che era quella linea rossa che avete visto su che era il 90%, lui si fermava. La misurazione del concetto di intensità era misurata con i centimetri di elevazione. Non so se ho reso idea. E la stessa cosa Norbert utilizzerà sicuramente le palle mediche per potenziare le sue braccia a 2 mani. Sceglie il peso, 2, 3, 4 kg, non lo so. Ma cosa deve fare quando fa 4 serie da 10 lanci? Deve rispettare quel valore che abbiamo visto, quella linea del 90%. E cosa deve fare lui per rispettare quella linea del 90%? Basta fare un test banalissimo. Devo fare i lanci frontali a 2 mani? Faccio un test. Quando lancio? 20 metri è il mio massimo? 20 metri è il 100%. Il 90% di 20? 18. Per cui quella palla che lui lancia deve cadere tra 20 e 18. Quando comincia a scendere sotto i 18 non sta lavorando più all'intensità con cui deve lavorare, quello che abbiamo visto prima, dove c'era la linea del 90% e il 100%. Quando ho detto prima, quando i valori di potenza scendono sotto il 90%, si deve fermare perché non sto stimolando più le fibre bianche che interessano a me. È la stessa cosa con una palla medica. Questo è un po' il concetto di intensità. Si posso raccontare un aneddoto, che in realtà questi test con le palle mediche le continuiamo a fare, perché è quello che facciamo prima del Master Lab, che questa è una cosa evoluta, ma in realtà prima venivano sostituiti, correggetemi se sbaglio, dai test, salti, balzi, voli con correnza, e quello che è rimasto per noi anche tradizionalmente è il lancio della palla medica in palestra, no? Vi racconto un aneddoto, perché io ogni volta, in realtà ogni settimana vado a fare un test, prendo una palla da 7 kg per toccare il soffitto del Tambosi, che qualcuno di voi c'è stato, è abbastanza alto, bisogna riuscire a toccare, chiaramente lì è massima forza esplosiva, no? Una palla da 7. Chisani ogni volta che viene a Trento ci chiede di venire in palestra per provare a vedere se riesce a toccare il soffitto, proprio perché anche lui, prima di fare il record italiano, la settimana prima, la stessa settimana, mi sa, prima della domenica del Sempare, è venuto lì in palestra. È arrivato là, toccato il soffitto per la prima volta, a chiamarmi, ricordo che ha detto, boh, vado a fare la gara, record italiano.
senza mascherlab e senza tante altre robe. Sì, c'è quei test di campo che però rendono l'idea, perché logicamente se non c'è forza esplosiva e velocità la palla non riesce a salire. E la cosa migliore per noi atleti appunto è vedere che dopo un periodo che facciamo allenamento, o tramite il mascherlab o tramite questi esercizi, è vedere se il lavoro che abbiamo fatto ha prodotto risultati. Chiaro che se io ho 3 mesi che mi alleno, prendo la palla da 7 e arrivo allo stesso punto che arrivavo 3 mesi prima, banalizzando un po' la cosa, probabilmente quei 3 mesi di lavoro non mi sono serviti praticamente a nulla. Io un test che faccio con lui che è abbastanza specifico è quello del lancio della palla da dietro, con le mani da dietro. Non è facile, perché se voi provate dal davanti è abbastanza semplice fare il lancio della palla medica, ma da dietro è abbastanza complicato. Anche lì, quando tocca, va bene. L'altro giorno abbiamo fatto in palestra allenamento, alla fine, dopo, quando hai toccato dopo 3-4 serie, è riuscito una volta a toccare, per dire non è facile. Però logicamente mi dà subito l'idea, non c'è nessuno strumento, però logicamente mi dice indicativo, se tocco vuol dire che la velocità c'è. Chiaro? Perciò ci sono tanti mezzi da vedere senza lo strumento. Ecco, niente, io volevo vedere se non ci sono altre, ci sono... Io ho una domanda, Sergio. Dimmi. Approfitto della presenza di voi, premetto anche che magari la domanda meriterebbe un altro pomeriggio di discussioni. Abbiamo parlato di allenamenti di forza per riuscire poi a esprimere velocità maggiori. Però nella mia esperienza di campo invece raramente ho letto e invece ne ho sentite di tutte di cosa faccio dopo la sessione di forza, nel senso nello stesso giorno di allenamento, nella stessa sessione, non il giorno dopo, perché qua nella mia vita ne ho viste di tutte. C'è chi esce, va in corsia, fa ripetute di velocità massimali, c'è quello che finisce la sessione e va a farsi la doccia, c'è quello che va fuori, si fa gli allunghetti, cioè ne ho visti di tutti i colori, ognuno di noi penso ha la sua idea, però di qualcosa di un attimino codificato ho sempre fatto fatica a trovarle. Quello è soggettivo, cerchiamo di capirci un po'. Io parto da un presupposto, che non so, correggimi dopo se dico delle cose, ma io faccio un esercizio di forza e logicamente dovrei subito dopo cercarne uno più dinamico, più veloce, da finire sempre con la velocità. Bisogna stare un po' attenti per conto mio che non devo andare a fare esercitazioni di forza eccessiva, perché durante la forza la fibra è un po' accorciata. Logicamente quando io vado non è che le fibre tendono un pochino a accorciarsi, andare a cercare dei movimenti bruschi dove allungo rapidamente è un po' rischioso. Però logicamente, siccome dico, io generalmente dopo aver fatto un esercizio di forza faccio le palle mediche, sempre. Quelle lì che dicevo, ogni volta fa lo strappo, benissimo, vado lì in palestra e mi fa la palla che deve toccare su. Chiaro, ogni volta sempre qualcosa, oppure faccio la cosciata e faccio quei balzi da seduto sulla panca. Però Sergio, questo lo fai il minuto dopo? Sì, immediatamente subito dopo. Ma quando hai finito la seduta, no? Cioè anche per motivi di orario magari, finisce la seduta, basta. No, ma generalmente non è che vado a cercare. Immediatamente dopo l'esercizio cerco di velocitarlo un po', però sicuramente una volta che faccio la seduta di forza non faccio altro. Non so, ma... No, sono d'accordo anch'io. Io divido sempre la seduta, soprattutto quando ci sono i sovraccarichi, di non mettere altre cose, di non mettere nient'altro e basta. Poi il giorno dopo si lavora con tutto il resto, si cambia lavoro, si fanno altre esercitazioni. Vorrei precisare un particolare, perché sento sempre dire una cosa che a me non piace sinceramente. Qualcuno fa esercizi di squat e poi si sente dire fai trasformazione. Noi non trasformiamo niente. Assolutamente. Noi creiamo adattamento. Per cui se io faccio forza massima, creo un adattamento a quelle velocità. Quindi non è che dalla forza massima trasformo immediatamente in velocità. Fare anche dello skip non è una questione di trasformazione. Lo posso fare, anzi forse è meglio fare.
ma per mantenere vivo il concetto di velocità elevata. Non so se ho reso l'idea. Per non peggiorare troppo la situazione, chiamiamolo, diciamolo, mettiamolo in questi termini, ma non trasformo niente, creo adattamenti. Per cui io devo stare attento a creare gli adattamenti giusti, a non esagerare con certi adattamenti, perché quello fa poi peggiorare la velocità, e mettere dentro adattamenti che mi creano, che mi portano verso la massima velocità. Però, ecco, ha detto bene lui, quando si fanno adattamenti di questo tipo, lui mette forza esplosiva, ma non è quella con le massime velocità, dove la velocità è alta rispetto a quello che ha fatto, ma non distante non è, diciamo, a metà tra quello che è la velocità di un carico elevato massimo e la velocità massima che deve raggiungere. E se lui lancia la palla medica non raggiungerà la velocità di 29 metri al secondo, ma sarà di 12 metri al secondo, sarà, no? Quindi si colloca lì in mezzo. Poi dopo, il giorno dopo o altri giorni fa anche quelle in cui va oltre la velocità del suo record. Teniamo presente che quando faccio lavori di potenziamento con i bilancieri, indipendentemente dal carico, io difficilmente riesco a superare i 2 metri al secondo di velocità nelle esercitazioni, qualsiasi è. Lo strappo è più veloce, arriviamo a 2, 3, sicché cerchiamo di capirci un po', sto lavorando con velocità veramente basse. Se dopo vado a lavorare con velocità alte creo grossi problemi per conto mio. Perciò giustamente sono d'accordissimo su questo. Cerco sì di velocizzare, invece che adoperare, qui ho adoperato i 50 kg, vabbè, faccio una palla da 7, faccio qualcosa che mi dà logicamente lo stimolo, però non è un contrasto così evidente. Tutto qua. Allora Andrea, per la chiusura dei lavori chiedo, Pirinio, se vuoi fare una domanda, scusa. Negli sport di resistenza, per esempio, quando si fanno a livello metodologico, quando si fanno dei lavori di forza e i carichi di forza sono o a carattere generale o a carattere speciale, non si fa, come diceva il professor Nicola, la trasformazione, ma la trasferibilità da un gesto tecnico a specifico a un gesto tecnico specifico, esatto. Ma non tanto perché succede qualcosa, ma perché per memorizzare con un'efficienza neuromuscolare migliore un gesto tecnico che deve essere affinato. Sì, beh, almeno noi a livello di metodologia dell'allenamento nel mezzofondo e negli sport di resistenza, c'è Gianni, poi c'è Massimo che lo possono confermare, facciamo degli esercizi di trasferibilità con delle intensità non massimali, perché si rischia anche di farsi del male. Piuttosto io vedo un po' di affinità tra l'esercizio di forza generale e passare a un esercizio di forza speciale, cioè che sia un po' correlato a quello che è l'esercitazione che voglio fare io. Magari non andando oltre le velocità, ma mantenendo velocità più basse. Ci sono ancora domande? Sono andrei verso la chiusura. Chiamo sul palco Pierino e Giorgio Carbonaro per la chiusura dei lavori e poi ovviamente Paolo Petraz per un saluto finale. Massimo, forza, dai. Chiudiamo rapidamente, ma innanzitutto ringrazio personalmente la coppia Bonvecchio, grazie della sperimentazione in diretta. Io credo che a questo punto sia chiaro, ancora un minuto di pazienza, credo che sia abbastanza chiaro come la ricerca sempre di questo termine forza sia un pochettino da rivedere e se non altro come pari diritto con il termine della potenza. Questo mi sembra quello che si è capito, perché siccome io sono un
funzionario e tutti i seminari che mi arrivano sul tavolo, forza, poi magari povero Nicola quando sta lì cerca di far capire che c'è anche dell'altro, perché questo l'ha già fatto in tantissime altre relazioni, però quello che appare è sempre forza, quindi questo di oggi dovrebbe essere un po' una svolta. E abbiamo parlato un poco con Pierino anche del tema dell'endurance. Tra l'altro salutiamo Gianni Chidini, sappiamo pure perché sei qui, abbiamo le spie, sappiamo perché sei da queste parti. E comunque niente, io l'ultima parola la lascio a Massimo e Pierino. Da parte mia, che in questo momento rappresenta un po' tutti i tecnici trentini, il ringraziamento veramente di cuore per questi relatori di oggi che veramente sono sempre in giro per il mondo ogni weekend, anzi anche durante la settimana sono venuti volentieri qui a parlare per tutti noi, quindi veramente un grazie per tutto quello che fanno per l'atletica italiana e non solo. E il nostro Sergio fa tantissimo anche per l'atletica trentina. C'erano qui oggi anche i 38 corsisti del corso istruttori, ho visto anche tanti che hanno fatto il corso istruttori 2 anni fa. C'è tanta voglia, mi sembra, di crescere di tutti i tecnici, e quindi speriamo anche per il futuro di potervi aiutare. E insomma, ecco, oggi abbiamo fatto molta teoria, mi piacerebbe, se ne parlavo l'altro giorno con Sergio e poi vediamo cosa organizzare, di fare ancora più pratica, magari quando poi quest'autunno si inizia a lavorare sul serio in palestra un po' di più, e magari fare la parte 2 di questa lezione. E adesso non so chi inviteremo, ma ci penserà Sergio Pierino. Ringraziamento sempre al Pierino, perché il professore Endrizzi, scusate, c'è diretta streaming, non vorrei e che sicuramente ha lavorato tanto, e è merito suo se abbiamo qui i relatori, quindi un grazie a lui. E per finire, ma forse anche per primo, a Paolo Pedras, che ha voluto questo corso. L'anno scorso è partito con grande successo, un bellissimo posto, mi sembra che sia adattissimo per quello che stiamo facendo, quindi grazie Paolo, e il prossimo anno ancora, mi raccomando, rompici sempre le scatole per aiutarti, e grazie, e passo la parola a Pierino. Io credo che la chiusura la debba fare Paolo, perché il convegno oggi è stato veramente interessante. Ecco, sono contento che anche quest'anno ci siamo riusciti, e niente, vi aspetto già per l'anno prossimo, perché appunto questa è la volontà un po' che abbiamo. Io mi sento giovane, ho voglia di fare, è giusto che ci siano persone che facciano quello che si sentono di fare, col supporto delle persone più esperte che sono qua, e così le cose vanno avanti, perché se non c'è qualcuno che lavora in queste direzioni si rischia di perdere un po', e perciò vi aspetto per il prossimo anno con un nuovo argomento, ce lo inventeremo nei prossimi mesi, insomma. Grazie a tutti.